Il nostro primo obiettivo è quello di far ripartire almeno una parte del reparto aziendale e nello specifico quello relativo al reparto spedizioni, perché nonostante si venga da un periodo di lunga crisi, negli ultimi mesi l'azienda è riuscita ad acquisire delle commesse importanti e quindi abbiamo certamente materiale pronto. E devo dire oggi, grazie alla presenza dell'assessore Gianpedrone e delle istituzioni, che tengo a sottolinearlo, ringrazio perché si sono immediatamente mosse, credo di poter dire alle parole faranno seguire i fatti e quindi con il loro aiuto, previa verifica da parte dei geologi e la messa in sicurezza, perché questo è un altro obiettivo assolutamente principale della famiglia, dell'azienda, della proprietà, se tutto questo può essere fatto in tempi abbastanza brevi, si parlava di una settimana, certamente potremo ripartire col reparto lavorazioni meccaniche e spedizione. Avete fatto una stima dei danni che questo ha provocato, che la frana ha provocato? È ancora prematuro, stiamo facendo evidentemente i controlli, i conti, però si parla certamente di danni ingenti di svariati milioni. In tutti questi anni la AML non ha mai chiesto la cassa integrazione per i momenti di difficoltà che comunque ci sono stati. Adesso forse è arrivato il momento, comunque si chiede la vicinanza delle istituzioni anche in questo percorso. Ma certamente tengo ancora a sottolineare questa azienda da quando è sotto la proprietà Farina, da 24 anni non ha mai usufruito dei classici ammortizzatori sociali, in primis della cassa integrazione, mai chiesta. In questo caso, trattandosi di un evento straordinario, è inevitabile che questi strumenti insomma, sono accessibili ed è inevitabile che certamente ne faremo uso. Quanti lavoratori sono impiegati, compreso l'indotto, che clima c'è comunque, come stanno vivendo questi momenti? Dunque, qui direttamente sono 70 dipendenti, con l'indotto diretto delle EML arriviamo a circa 130-140, ma con l'indotto di tutto il gruppo certamente si arriva a più di 400-500 persone indirettamente. Il clima, devo dire, nonostante tutto è positivo e ringrazio i miei collaboratori, tutti quanti, perché hanno saputo adattarsi a questo evento in maniera esemplare, quindi colgo l'occasione per ringraziarli.